Avvocato Diego Guadagnino, lei presente a questa iniziativa che parla di TV locali, darà il suo contributo attivo e fattivo all'evento? Sì, c'è da dire che l'attacco che c'è oggi nei confronti delle TV locali non è qualcosa che riguarda soltanto le TV nello specifico, ma è un attacco che riguarda tutti, perché è un attacco alla democrazia. E le TV locali, appunto perché sono più vicine ai problemi della gente, appunto perché concedono lo spazio mediatico a chiunque, sono un elemento essenziale nella democrazia. Eliminare le TV locali significa facilitare il controllo che oggi si vuole raggiungere di tutti i mezzi di comunicazione. Io dico, si parte dal politicamente corretto, perché oggi politicamente corretto è un'espressione che ormai è invalsa ed è un criterio che viene applicato nei dibattiti, ma il politicamente corretto già contiene, proprio la riduzione della democrazia, perché significa io ti concedo la libertà di parola, però tu la eserciti entro i limiti delimitati da me attraverso i paletti che metto io, mentre questo prima non c'era. Quindi l'attacco oggi alle TV locali è una fase dell'attacco alla democrazia e quindi un problema di tutti. Heinz Aierna, tra i relatori di questo convegno che parla di TV locali, libertà e democrazia. Sì, penso che sia doveroso da parte nostra, delle associazioni di carattere culturale, di cercare di interessarsi per far sì che le TV locali permangano per quello che hanno saputo dare in questi decenni, non solo dal punto di vista di informazione, ma principalmente per valorizzare la nostra cultura, valorizzare il nostro territorio, per dare l'opportunità alla nostra comunità di avere un'idea libera, informazioni libere, conoscenze libere e noi sappiamo che la dialettica è a fondamento anche del vivere sociale, del vivere civile. E noi ringraziamo le TV locali perché hanno anche valorizzato talenti e nostre persone che sia del campo artistico, culturale, legale e via dicendo hanno avuto grazie alle TV locali un lancio enorme e quindi si sono poi diffusi nel territorio nazionale e dico anche extranazionale. Quindi diciamo che la TV è un locale insieme alle testate giornalistiche hanno un ruolo fondamentale non solo per noi del settore culturale ma per tutto il territorio. Ogni cittadino può conoscere, apprezzare e fare dei confronti liberi attraverso l'espressione proprio della TV locale. Professore Di Natali, da cosa scaturisce l'idea di questo convegno verso le TV locali in un momento in cui la politica ministeriale nazionale ha fatto delle norme proprio contro le TV locali? Ho appreso davvero con grande sofferenza qualche mese fa la notizia che Tele Radio Shack chiudeva. Per me fu una ferita, ma non solo una ferita soltanto culturale, ma una ferita per la democrazia. E allora mi sono chiesto quali televisioni chiuderanno in futuro e siccome l'associazionismo nel nostro territorio ha ricevuto tanto dalle televisioni locali perché sono stati presenti ad ogni avvenimento, hanno messo in evidenza le loro potenzialità, gli scopi, era giusto che questa mattina l'associazionismo si ritrovasse in questa prestigiosa biblioteca lucchesiana proprio per discutere su informazione e democrazia, perché soltanto se c'è un'adeguata informazione c'è democrazia. E come ho avuto modo di dire altre volte, le televisioni sono state porte aperte per tutti. Chiunque è venuto ha espresso il proprio pensiero. Per cui è nostro dovere ed è impegno del territorio di sostenere, incoraggiare le televisioni locali. Ma la politica continua ad essere assente. Non c'è nessuno in questo incontro dibattito del mondo della politica. E qui è un altro punto dolente. E il punto dolente è questo,
che, e l'ho sempre detto, non si può fare politica a qualsiasi livello senza cultura. Cioè il politico a qualsiasi livello, da quello comunale ad alti livelli nazionali, deve avere un patrimonio culturale. E quando il politico ha un'adeguata formazione culturale, allora il primo impegno è per la democrazia. E il politico culturalmente preparato sa che per raggiungere un'adeguata democrazia occorre l'informazione. Purtroppo noi siamo dinanzi allo sfacelo dell'informazione, della democrazia e dello Stato.